Siamo a Tre Ponti, comune di Teolo. Qui termina Tre Ponti, comune di Teolo, e adesso noi saliamo.
Siamo entrati sotto il territorio di Rovolon e abbiamo lasciato quello di Teolo. Stiamo entrando a Rovolon, in centro, Rovolon. Monte Grande alla mia sinistra, ristorante, si mangia divinamente, ampi parcheggi. Vedete la chiesa con il campanile a torre, Rovolon. Adesso abbiamo un po' di palè. Panorama che vedete adesso, va in discesa, meraviglioso. Che panorama meraviglioso, stupendo. Vedete i vigneti, adesso siamo davanti al ristorante Al Cacciatore, anche qui si mangia divinamente, Al Cacciatore, Rovolon.
chilometri da Bastia. Stiamo entrando in centro a Bastia di Rovolon. Intravedete il campanile con la chiesa. Eccoci qua in centro a Bastia. Bastia di Rovolon. Questo è il municipio, vedete, col monumento ai caduti, alla patria, agli alpini. Vedete il municipio di Bastia di Rovolon. Guardate che meraviglia, sti girani fioriti. Vedete? Che meraviglia! Monumento ai caduti. Sono di sagra anche, perché vedo adesso noi entriamo, eccoci, sono anche di sagra. Qui suona l'orchestra.
questo è il campanile, vedete? Questa piazza meravigliosa. Vedete questa piazza meravigliosa, vedete? Con la chiesa. E il campanile. E qui abbiamo la canonica, vedete qui la canonica, vedete gli ulivi, la canonica, guardate che meraviglie sti ulivi, sono di Sagra, vero? Stanno montando qua. Mi scusi, non l'avevo visto, mi scusi, non l'avevo proprio visto, mi scusi. Per un motivo? Sì, va bene, ma però ho visto che era libero, l'ho preso per un pelo, grazie. Ma no, va bene, ma... sono al lavoro qui. Male. Mi saluto davanti al monumento, dai. Stanno preparando. Vi saluto qui all'ombra, proprio sul monumento, che non vi ho mai salutato da qua. Per tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione, come io vado in bici riprendendo queste riprese panoramiche per tutti voi, con tutto il mio cuore, tutti voi super speciali numeri uno, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con tutto il mio cuore ancora, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto i nomi che mi frequentano frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre in ogni mia ripresa. Avere un amico grande come te e avere un tesoro. Sono orgoglioso, cosa grande e unica. Francesco Marchiori da Verona, un grande. Grazie Francesco di tutto. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche, avere un grande amico come te e avere veramente un grande tesoro. Sono orgoglioso, cosa grande e unica. Davis Consalvan da Alessandria, un grande. Grazie Davis di tutto. Adesso saluto Durva Tavares da San Paolo del Brasile, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durva Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche, avere un grande amico come te e avere un tesoro. Sono orgoglioso, cosa grande e unica. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, un grande. Grazie Durva di tutto. Adesso saluto Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Massimo, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Massimo, un grande. Avere un amico da anni come te e avere un tesoro. Sono orgoglioso,
cosa grande e unica. Massimo, un grande. Grazie di tutto Massimo. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono il mitico Pietro Galassi sulla musica da ballo, una voce melodica unica, un artista fenomenale completo. Lo saluto tantissimo dalla Liguria meravigliosa, con tutta la sua famiglia bellissima, grande Pietro e tutta la sua orchestra numero 1, grande Pietro, e tutti voi del fan club del Veneto, con tutte le vostre famiglie meravigliose, che lo sostenete, grande Pietro, e la mia amica Angela Birba, sempre del fan club del Veneto, che mi segue in bicicletta. Grande, grande Angela, sono orgoglioso di te, una donna, una persona, un grande. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Mirka Martini da Monselice, una donna, un'amica super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Mirka, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Ilaria Scaffali, una donna, un'amica super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande Ilaria. Adesso saluto Montanaro, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Montanaro, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la famiglia meravigliosa Daniele, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Abbiamo ripreso tantissime orchestre italiane, dalle più grandi alle più piccole. Sono state serate indimenticabili e uniche. Lui fa delle foto e dei video meravigliosi. Andatelo a vedere su Facebook, su YouTube. Denis Pavan. Grande, grande Daniele. Adesso saluto Fabio Tavares, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la famiglia meravigliosa Fabio, tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davide, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la famiglia meravigliosa Davide, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo Colinari, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la famiglia meravigliosa Filippo Colinari, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande. Adesso saluto Filippo, fans di Giuliano Calore, il padovano che in bici da corsa senza manubrio e freni, 13 Guinness World Record, detentore, premiato a Berlino con la medaglia d'oro, inciso il re di primati, l'uomo, il campionissimo, il marziano, l'extraterrestre, dalle imprese impossibili. Pensate, con un telaio e 2 ruote, e poi se siete fare il vostro mestiere lo fate. Io ho assistito al 13° Guinness World Record, la discesa dei note di 48 tornanti del passo dello Stelvio. È venuto giù alle 22:15, avvolto dalle tenebre, il cielo. C'era un vento che tirava, che sarebbe stato il nemico numero 1, ma l'ha fatta. Io l'ho ripreso il primo tornante, pensate, con questa luce laser e senza il manubrio e senza i freni, è disceso di notte tutti i 48 tornanti fino a Gomagoi. L'uomo dalle imprese impossibili, ancora i miei occhi non possono credere cosa hanno visto quella notte lì, è una cosa incredibile. Io mi giro sempre me stesso e con gli occhi dico: ma com'è possibile? Sì, questo è Giuliano Calore, l'uomo, il marziano, l'extraterrestre, dalle imprese impossibili, unica al mondo. È un padovano che è stato fatto quest'anno eccellente sui primi 10 di Padova, anche se doveva farlo molto molto prima. 2 giorni fa ho letto il Gazzettino, gli hanno titolato una pagina intera, perché lui era un musicista. Aveva 3 orchestre, quei vortici, hanno lanciato la Patti Bravo, quando ancora la Patti Bravo non si conosceva. Lui sbancava il cavallino a Jesolo, a Monteirotto Avono e Riani d'Oro.
incredibile, ha sempre suonato, a 42 anni ha cominciato a fare queste imprese impossibili, uniche, è stata una leggenda, scrittore, fatto libri, mai preso integratori, un grande personaggio, ha rinunciato a 1 milione di euro alla Rebu, c'è che mettono la caffeina, mettono le cose, lui non ha voluto andare dietro ai suoi ideali, questo è un atleta, un uomo, umile, personaggio unico, ha rinunciato a 1 milione di euro. Grande Giuliano, ti saluto con tutta la tua famiglia meravigliosa, tuoi figli, tuoi nipotini. Saluto Filippo, tuo fans, come io fans, amico, collaboratore e interista come lui. Grande Giuliano, grande Filippo e saluto tutto il liceo scientifico di Padova del Fermi, Prato della Valle, che quel giorno di 83 anni aveva, che ho portato Giuliano, ho messo i paletti a 35 centimetri. Avete visto cosa che fa? E poi come suona la fisarmonica senza il manubrio. Giuliano Calore da Padova, delle imprese impossibili. Grazie ancora a te Giuliano per tutto quello che sei, a Filippo e saluto anche Tonio, Mauro, Anna, siete in tantissimi, vi voglio bene, tutti voi super speciali numeri 1, Antonio Dottor da Scappati, Vittorio Salvan. Siete sempre in tantissimi, dimentico sempre qualcuno, ma tutti voi con le vostre famiglie meravigliose, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Filmador Renato Zilio, YouTube, un abbraccio forte da questo monumento meraviglioso intitolato agli Alpini di Bastia di Rovolon. Ciao a tutti, ripartiamo. Posso bere un goccio? Grazie signore. Ho bevuto un goccio di acqua fresca, c'era anche il rubinetto che andava e andiamo.
Adesso saliamo per Rovolon, dalla parte opposta.
Guardate ulivi, che meraviglia! Quanti ulivi! Guardate che meraviglia! A Tre Ponti, dove ho cominciato la salita prima. Tre Ponti. Abbiamo fatto Rovolon per 2 volte, avete visto? È la parte più dura dove sono sceso ed è la parte un po' meno dura da Bastia.
di colli stiamo percorrendo. Adesso entriamo a Bresseo, sempre sotto il comune di Teolo, come ai Tre Ponti. Entriamo a San Biagio, frazione di Teolo, San Biagio.
comune di Teolo, sempre via di Colli.
porto su un laghetto meraviglioso, Saldarzano dentro. Speriamo che sia aperto. Eccolo qua, guardate che meraviglia. Vedete che meraviglia sto laghetto, fantastico, guardate che meraviglia. Vedete gli appassionati che stanno pescando. Ciao ragazzi, buongiorno e buona pesca, sto attento. Sì, sì, va bene, va bene. Meraviglioso sto laghetto qua, bello, il padrone non sa chi sia. Buona pesca ragazzi. Ah, che meraviglia qua. Ah, che bello. Che bello. Buongiorno Paron. Adriano? Adriano. Mica capito che ne so. Ho detto la bicicletta che si dio pescare. Sì, ma l'ho visto, non sto mi attento, schercito. Ti sei immerso nel verde qua, c'è un spettacolo, veramente. Non sei ancora nato niente là, vero? No, mi ha detto Savignou e mi ha detto che probabilmente bisogna aspettare la seconda buttata. Ah, va bene. Non Dai. so quando che passa. Vabbè, aspettiamo la seconda buttata. La prima buttata. La prima se non mai ora. Sì. O che se dopo che A qua sempre ancora? No, che ha 3-4 ovi, ma continuo a tirare. No, per aspettare la seconda buttata ora. I pusinesi nati, vero? Sì. Vero, dai. Ti saluto, buona giornata, buon lavoro. Purtroppo la gente mai. Peccato, mi sono fermato al mio amico sul laghetto lì, però le oche
che la femmina covava, è andata male per aspettare la seconda buttata. Peccato.
figa! Mare puttana!
Albignasego, città di Albignasego, 30.000 abitanti. Via Roma, Albignasego, città di Albignasego. Maria Signore, oh mia, oggi qua. Hotel Colonna ad Albignasego. Siamo nella centralissima di Albignasego. Siamo davanti a Gelateria Nonno Piero, un gelato squisito a livello mondiale. Gelateria Nonno Piero ad Albignasego. Eccola qui la gelateria. Alla mia sinistra il monumento ai caduti che avevo salutato l'altro giorno. Guardate questa piazza meravigliosa.
Lyon, frazione di Albignasego. Qui termina Lyon, frazione di Albignasego, San Giacomo, sempre frazione di Albignasego. San Giacomo.
entrando a Città di Albignasego di nuovo. Salve Paron. Non è che sei che non ferie che tanto come Ho visto l'altro giorno, pensa di. Sento, butto e te conta ultima. Ti te sai che parla anche. Oh, salutami tutti. Sì, Salutami tutti perché ho ancora la telecamera che va. Sei ciao. E era davanti al monumento qua e la bicicletta in cavalletto in fondo. E salutavo tutti. E io stando qua e che parlava a bicicletta. No, che parlavo a telecamera e salutavo la gente che mi segue. A bicicletta. Vado avanti perché ho ancora la bici che ha ripresa. Ciao, ciao. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Questo quartiere San Lorenzo di Albignasego meraviglioso. Adesso vi faccio vedere il comune. Questo è il comune di Albignasego. Guardate che meraviglia qui. Hanno fatto una piazza nuova dedicata al mercato. Guardate che meraviglia. Albignasego. Vedete, ci sono anche delle giostrine per i bambini. Questa è la piazza che fanno il mercato e questo è il comune di Albignasego, città di Albignasego. E sbuchiamo in via Milano.
abbiamo la stazione di Carabinieri. E qui abbiamo un bel parco giochi per i ragazzi e i giardini.